Signore. Ti vogliamo ringraziare perché Tu, Signore, sei dove 2 o 3 sono riuniti. Tu l'hai detto, Signore. Siamo qui riuniti, Signore, per stare insieme a Te, per ascoltare la Tua parola, per venire nella Tua casa, Signore, a stare in presenza Tua, Signore. Ti chiediamo prima di tutto misericordia per la nostra vita, per le nostre vite, Signore. Ti preghiamo di venire a curare gli ammalati, i bisognosi, a salvare, Signore, vite dalla condizione di peccato, di morte, Signore. Vieni, Signore, con la Tua presenza, col Tuo amore, con la Tua benedizione, con la Tua grazia, Signore, sui miei fratelli e le mie sorelle che sono qui questa mattina, quelli che ci seguiranno da casa, ma stai, Signore, su queste persone che sono qui, Signore. Io te lo chiedo, vieni a curare ogni infermità, ogni malattia, Signore. Vieni con la Tua grazia, con la Tua potenza, Signore. Vieni a fare miracoli questa mattina. Noi ti cerchiamo, ti invochiamo, Signore. Noi crediamo in un Dio santo, in un Dio grande, in un Dio potente, in un Dio misericordioso, in un Dio che può fare ogni cosa, Signore. Tu hai detto: io sono il Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? No, Signore, non c'è niente di troppo difficile per Te. Tu puoi fare ogni cosa, Signore, e noi vogliamo confidare in Te, Signore. Vogliamo riporre la fede in Te, Signore. Vogliamo avere la forza, Signore, di dire: Dio provvederà, Dio mi aiuterà, Dio è il mio scudo, Dio è il mio salvatore, Dio mi farà grazia, Dio mi ha già aiutato e mi continuerà ad aiutare. Sì, Signore, noi vogliamo riporre la nostra speranza in Te. Come diceva il salmista Davide: la mia speranza è solo in Te, Signore. Dove andremo noi se Tu hai parole di vita eterna? Diceva Pietro, Signore. Dove andremo noi? Senza di Te, Signore, non possiamo fare niente, Padre. Ti vogliamo ringraziare per l'opportunità che ci dai di essere qui, Signore. Attraverso le difficoltà siamo qui questa mattina, Signore. Grazie per questa opportunità. Ti vogliamo lodare adesso, Signore. Vogliamo innalzare la nostra voce a Te, Signore, per celebrare il Tuo nome, per ringraziarti. Ti prego, Signore, di stare insieme a noi e di guidare questo culto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Iniziamo a lodare il Signore con gli inni dell'innario. Io chiamo la sorella Darli per la lode. Amen. Lodiamo il Signore. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Lodiamo insieme con il numero 582. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire. Dio è qui. Dio è qui con noi.
sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando, lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui. Alleluia. 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Amen. Oggi è il culto di missione, quindi vogliamo pregare. Prossimo? Ah, mi diceva il pastore, allora forse ci siamo sbagliati.
E comunque il pastore oggi non ci sarà perché lui è all'inaugurazione della base missionaria a Pisa e saremo in preghiera anche per lui, ma siamo qui con voi questa mattina ringraziando quello che sta facendo il pastore, ringraziando quello che è stato fatto dal Brasile, tutto quello che il Signore ci ha permesso di avere, grazie a tutte le persone che hanno pregato e hanno fatto. Quindi vogliamo ringraziare ugualmente, anche se non è il culto di missione, vogliamo ricordarci di tutto quello che è stato possibile fare per la grazia di Dio, per le persone che si sono impegnate, dedicate all'opera che hanno fatto. Quindi vorrei pregare un attimo lo stesso per questo motivo. Signore, ti vogliamo ringraziare dell'opportunità, Signore, che ci hai dato di stare nella tua casa, nella tua chiesa, e se è grazie a te, Signore, è grazie a ciò che hai messo nel cuore, a tutte le persone che si sono adoperate per l'opera tua, a partire dal pastore Roberto in Brasile, a partire ancora prima dai missionari che sono venuti a fondare le comunità, le chiese, Signore, dalla Svezia, da tutto quello che c'è stato che ha permesso che noi potessimo essere anche noi qui oggi e a Legnago, nelle basi, Signore, nelle basi di Pomarance, nella base di Pisa, qui a Firenze, Signore. Ti vogliamo ringraziare e ti vogliamo pregare, Signore, per tutte le persone che si sono impegnate e che ancora si stanno impegnando. Ti vogliamo ringraziare anche per il pastore Joao, per la missionaria Priscilla. Ti vogliamo ringraziare e pregare, Signore, affinché tutto venga fatto secondo l'opera tua, Signore, venga fatto secondo la tua volontà, Signore. Abbi misericordia di ognuno di noi, portaci avanti, Signore, perché abbiamo bisogno di te, Signore. Mosè diceva in questo modo: se tu non sei con noi, se tu non sei con me, io non andrò. La stessa cosa, Signore, vogliamo fare noi. Se tu non sei con noi, Signore, non vogliamo fare scelte che non vanno bene. Signore, aiutaci a fare scelte guidate da te, aiutaci a fare scelte dove tu sei colui che ci guida, Signore. Ti prego di guidare ancora il pastore Roberto, il pastore Joao, di portare altri missionari qui, Signore, perché abbiamo bisogno di altri operai, altre persone che vogliano fare la tua opera, Signore, persone disponibili, persone che cercano di ascoltare la tua voce, di volere mettere in pratica, Signore. Io te lo chiedo nel nome di Gesù, ti ringrazio per i fratelli e le sorelle che sono qui e ti preghiamo ancora di benedire questo culto nel nome di Gesù. Amen. Ora continueremo a lodare il Signore. Continueremo a lodare il Signore. Ma ora è ancora peggio. Continueremo a lodare il Signore con gli inni. Amen. Sì. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Ci possiamo mettere in piedi? Amen. Per adorare il Signore. Chiudiamo i nostri occhi. Sì. Alleluia. Gloria a Dio. Chiudi i tuoi occhi in questo momento e ringrazia il Signore. Collegati col mondo spirituale ancora più in profondità. Alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Santo tu sei, Gesù. Ti adoriamo. Di a Lui che tu lo ami, di a Lui che hai bisogno della sua presenza. Offri a Lui una lode vera, offri a Lui una lode consapevole. Alleluia, alleluia.
gloria, gloria. A te posso gridare, tutto viene da te e tutto sta in te. Per te camminerò, per te camminerò, perché tu sei la via, l'unica guida mia. Tutto qui passerà, ma il tuo amore mai mi lascerà. Sempre in te ci sarà un domani che è già pronto per me, è già pronto per me. Io mi arrendo tutto a te, soltanto questo mi fa vivere. Io mi lancio nel tuo abbraccio, perché tu sei il mio rifugio, Gesù. Di a Lui: sono qui, sono qui. Gesù, sono qui, oh, sono qui. Di a Lui: a te posso gridare, tutto viene da te e tutto sta in te. Per te camminerò, perché tu sei la via, l'unica guida mia. Tutto qui passerà, ma il tuo amore mai mi lascerà. Sempre in te ci sarà un domani che è già pronto per me, è già pronto per me. Di a Lui che tu ti arrendi, io mi arrendo tutto a te, soltanto questo mi fa vivere. Io mi lancio nel tuo abbraccio, perché tu sei il mio rifugio. Io mi arrendo tutto a te, soltanto questo mi fa vivere. Io mi lancio nel tuo abbraccio, perché tu, solo tu, sei il mio rifugio, Gesù. Sono qui, Gesù, sono qui, sono qui. Oh gloria, Gesù. Sono qui, Coranama. Sono qui.
Di a Lui: io mi arrendo tutto a te. Quando noi ci arrendiamo tutto al nostro Dio, questo ci fa vivere, questo ci fa andare avanti, questo ci fa vivere in pace. Ma quando facciamo a modo nostro, camminiamo nella via che vogliamo noi, siamo morti dentro. Abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno di camminare con Lui come cammina un bambino col suo papà, dipendenti del suo amore, dipendenti della sua presenza, perché soltanto questo ci dà vita, soltanto questo ci dà forza. Lanciati nell'abbraccio di Gesù in questa mattina. Lanciati, di Signore, io sono qui, tu sei il mio rifugio. Io mi arrendo alla tua volontà, io mi arrendo alla tua presenza, io mi arrendo alla tua volontà, a quello che vuoi tu per me. Cantiamo assieme: io mi arrendo tutto a te, soltanto questo mi fa vivere. Io mi lancio, di al Signore, nel tuo abbraccio, perché tu sei il mio rifugio. Ti devi arrendere completamente, non basta un pezzetto, non basta solo un'area della tua vita, è tutto che Dio vuole, è in tutto che tu sarai felice, è in tutto, nella vita matrimoniale, nel tuo lavoro, è nella salute, è nei tuoi desideri. Arrendi tutto a Lui, perché tu sei il mio rifugio, Gesù. Eccomi, di a Lui: sono qui, Gesù. Sono qui, Gesù. Sono qui e mi arrendo tutto a te, Gesù. Sono qui, ora la massera la marama, ora la maracana masce, ora la masse. Gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Tu sei il mio rifugio. Alleluia. 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 Siamo collegati col Signore. Alleluia. Tu sei tutto ciò che voglio, il mio respiro, Dio, tu sei.
tue braccia voglio vivere, sono qui, abbracciami. Padre, amo la tua presenza, il tuo sorriso è vita in me. Sicuro sono solo in te, confido in te, confido in te. Voglio andare in fondo, portami vicino, dove io ti incontro, lì nel tuo rifugio. A te io mi arrendo, perché la tua gloria voglio in me. Padre, amo la tua presenza, il tuo sorriso è vita in me. Sicuro sono solo in te, confido in te, confido in te. Voglio andare in fondo, portami vicino, dove io ti incontro, lì nel tuo rifugio. A te io mi arrendo, perché la tua gloria io vedrò. Voglio andare in fondo, portami vicino, dove io ti incontro, lì nel tuo rifugio. A te io mi arrendo, perché la tua gloria io vedrò. Tutto ciò che voglio sta in te, avvolgimi con gloria e potere, reale è la tua maestà, la tua voce sconvolge in me. Tutto ciò che voglio sta in me, avvolgimi con gloria e potere, reale è la tua maestà, la tua voce sconvolge me. Voglio andare in fondo, portami, di al Signore, dove io ti incontro, lì nel tuo rifugio. A te io mi arrendo, perché la tua gloria voglio in me. Tutto ciò che voglio sta in te, avvolgimi con gloria e potere, reale è la tua maestà, la tua voce sconvolge me. Tutto ciò che voglio sta in te, avvolgimi con gloria e potere, reale è la tua maestà, la tua voce sconvolge me. Oh Gesù, voglio andare in fondo, portami vicino, dove io ti incontro, lì nel tuo rifugio. Di a lui io mi arrendo, a te mi arrendo, perché la tua gloria voglio in Amen. Gloria a Dio.
mentre stavamo lodando, a volte ci dimentichiamo di arrenderci al Signore. Facciamo tanto per fare la nostra strada, per compiere i nostri passi, per portare avanti il nostro futuro, e non ci lasciamo guidare, modellare dal Signore. Dobbiamo arrenderci a Dio. E riconoscere quanto Dio è buono con noi e che la sua volontà è perfetta per noi. Amen. Ma ora vogliamo ascoltare una preghiera, una poesia. Chiamo qui mia mamma. Pace a tutti. Allora, non è di lode, ma è per ricordarci quanto ha fatto il Signore per noi e tutta la storia un po' condensata dell'uomo. Il cammino dell'uomo. Dell'anima la vita non ha un ciclo come le piante che tornano a gemmare. L'uomo fiorisce e poi deve lasciare l'alito suo in mano al Creatore, del quale mise in dubbio la parola quando ordinò: oltre non devi andare, non varcare i confini che ti pongo, perché più avanti si apre il precipizio. Invece si affidò a voce maligna che suggerì: non è così, tu prova. Allora andò sedotto da un miraggio, scivolando laggiù dentro la morte. Ma Dio guardò nel buio la creatura con tenerezza e grande pietà, l'amata sua, esanime e perduta, e pianse tanto come un padre, e come un padre desiderò morire e la sua vita in cambio regalare, offrendola a qual prezzo di riscatto. Pertanto disse all'uomo: ecco la via. Se questa volta in me confiderai, dopo il dolore infine rivivrai. E l'uomo giù nel baratro, ferito, di ferita mortale, flebile sente ancora quella voce, la voce del Signore che assicura: insieme a me puoi vincere la paura, ti prenderò per mano, non temere, che dalla mano mia non puoi cadere. Così lo accompagnò lungo il cammino, facendo giungere a lui la sua parola, per condurlo alla porta del suo amore. Le braccia sue aperte sulla croce, che dicono: son qui, sono per te. E poi ci chiedono: e tu, sei tu per me? Questo l'annuncio buono per chi soffre, il cui nodo si aggruma e non dilegua. Esiste un Dio che ascolta e che si piega, amorevole sopra il nostro pianto. Esiste un Dio che si è umiliato tanto da vivere la stessa nostra pena e il carico pesante sollevare sopra di sé, facendolo gravare. In Lui risorto sta la nostra vita, che è custodita per il giorno eterno, in cui potremo regnare insieme a Lui, per grazia e fede. In tutto questo, per grazia e fede, tutto questo è vero. A Dio la lode, nessun merito a noi, che col nostro peccato coinvolgemmo tutto il creato e sconvolgemmo il cielo. Gloria a Gesù, che tanto si è abbassato per consegnare al Padre verità, la verità inquinata dal nemico, che la fiamma di Dio consumerà. Amen. Gloria a Dio. Amen. Io chiamo il fratello Vinicius a lasciare un saluto, a portare un messaggio breve, così veloce se vuole, quello che il Signore gli ha messo nel cuore. Amen.
Pace a tutti. Gloria a Dio. Allora. Marco 2. Marco 2, 22. Allora. No, questa no. Ecco. Marco 2, 22. Leggiamo. E nessuno mette del vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli odri, ed il vino si perde insieme con gli odri, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Gloria a Dio. Io ho scritto perché per me è meglio leggere. Gloria a Dio. Allora, io ho studiato un po' questa metafora che Gesù ha usato. Lui usa questa metafora per spiegare un concetto più profondo con noi. Vuol dire che questo vino nuovo rappresenta nuovo insegnamento che Gesù fa per la nostra vita. Una idea, un cambiamenti. Mentre gli altri 9 sono le strutture o mentalità aperte e pronte per ricevere questa novità. Questo vuol dire che se noi accettiamo Gesù come il nostro Salvatore, noi non possiamo fare le cose vecchie, diciamo così, le pratiche vecchie. Se noi facciamo una cosa sbagliata, quando noi accettiamo Gesù nel nostro cuore, noi non dobbiamo più fare queste cose. Dobbiamo seguire quello che Gesù sta ci insegnando a fare. Questa è questa metafora che Gesù vuole dire. Io vorrei condividere con voi oggi. Amen? Gloria a Dio. Amen. Amen. Facciamo le offerte, va bene? Facciamo ora le offerte, offriamo al Signore. Qualcuno vuole venire a pregare per le offerte? È una domanda che non facciamo mai. Ma una preghiera per le offerte, qualcuno vuole venire a farla? Qualche volontario? Vieni tu. Mhm. No, va bene, vengo io. Vieni te? No. Allora, Signore, noi ti ringraziamo perché tu provvedi a noi, Signore, provvedi sempre, anche quando siamo nel bisogno, tu non ci fai mancare nulla. Però, Signore, ti chiediamo anche per le persone che non hanno, di provvedere ancora, Signore, perché possiamo offrire a te nella tua casa, perché il servizio per te, Signore, cresca, perché noi possiamo donare a te generosamente le decime e le offerte. Ti ringraziamo, Signore, perché ci dai questa opportunità e ti preghiamo, Signore, di accogliere chi dona col cuore. E ti chiediamo, Signore, di essere anche con quelli che hanno tanto bisogno, affinché anche essi possano donare. E ti chiedo, Signore, che tu ci possa fare generosi, che ci possa tu aiutare a fare sempre secondo i tuoi desideri, Signore, secondo quello che è giusto. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Che numero è?
mentre chiamo Vinicius a prendere le offerte, lo diamo col numero 590. Solo una parte di quello che tuo amore ha già fatto per me, Signor, ma prego che tu lo riceva come segno del mio amore per te. Ho provato la gioia nel dare, la tua pace riempie il mio cuore. Tu mi ami, perciò sono allegro nel dar la mia vita per te, mio Signore. Fatto per me, Signor, ma prego che tu lo riceva come segno del mio amore per te. Ho provato la gioia nel dare, la tua pace riempie il mio cuore. Tu mi ami, perciò sono allegro nel dar la mia vita per te, mio Signore. Amen. Concentriamoci ora sulla parola del Signore. Oggi leggeremo dal Vangelo di Matteo, dal capitolo 5, dai versetti 13 al 16. Vangelo di Matteo 5. Esatto. Avete anche dietro di me la possibilità di leggere. Qui dice così. Vediamolo assieme che cosa dice. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Amen. Fino a qui la parola del Signore. Abbiamo sentito dal fratello Vinicius quello che è l'insegnamento da parte di Gesù del vino nuovo, del cambiamento che il Signore ci chiama a fare. E in un certo senso continuiamo su quello che il Signore ci vuole insegnare questa mattina, in quello che dobbiamo fare noi, perché qui ci rivolge personalmente la parola. A chi si rivolge Gesù? Vi voglio fare un po' ragionare questa mattina, quindi vi farò delle domande. A chi si rivolge il Signore? Sì, esatto, ma si rivolge a voi, cioè sta parlando a noi. Quindi non sta parlando di se stesso, non sta parlando di quello che ha fatto, non sta parlando di quello che farà, ma sta dicendo voi siete... Ci sono due cose che il Signore ci dice questa mattina, che noi siamo il sale e la seconda cosa, la luce, ok? Allora bisogna tenere presente che ci sono due cose che il Signore ci sta dicendo. A volte si tende a mescolare, a fare una mescolanza di entrambe per portare un messaggio unico. Però in realtà il Signore ci sta dicendo due cose ben diverse, ma molto importanti.
per il cammino dell'uomo. Qui ci dice: voi siete il sale della terra. E poi dopo ci dice: voi siete la luce del mondo. Allora, se noi guardiamo nella scrittura, voglio partire dalla luce. Chi è la luce? La luce è Gesù Cristo. Noi lo possiamo trovare ampiamente nelle scritture. Lo vediamo scritto nel Vangelo di Giovanni, perché vi voglio portare a capire che noi possiamo prendere, dobbiamo prendere dalla scrittura, non dobbiamo costruire sul nostro pensiero. Qui dice: Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Io sono la luce del mondo, questo lo dice Gesù Cristo, quindi Lui è la luce. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Poi dice di nuovo: la luce è ancora per poco tempo fra di voi, camminate mentre avete luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va, mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Vedete? Quindi noi dobbiamo avere un esempio, perché noi non possiamo camminare senza un esempio, non possiamo seguire una persona diversa che è colui che è venuto per fare la volontà del Padre, ovvero Gesù Cristo. Chi è la luce? È Gesù. Allora noi dobbiamo guardare a Gesù, noi dobbiamo essere come Gesù, noi dobbiamo avere quella luce che è Gesù, perché se Lui è stato luce, dice a noi di essere a nostra volta luce. Perché vi ricordate che cosa abbiamo letto stamattina nel versetto che abbiamo proiettato qui dietro? Dice: voi siete la luce del mondo. Ma non era Gesù la luce del mondo? Ma la siamo anche noi, perché? Perché la siamo anche noi? Perché noi dovremmo essere il riflesso di quella luce di Gesù Cristo. Noi dobbiamo portare la sua parola. Noi dobbiamo essere come Lui è. Noi dobbiamo camminare come Lui camminò, c'è scritto nella scrittura. Quindi, a nostra volta, noi dobbiamo prendere quella luce del Signore e mostrare la luce che abbiamo dentro agli altri. Non possiamo essere tenebre. Se noi crediamo, se noi, come ha detto il fratello Vinicius, le cose di prima non ci devono essere più, dobbiamo essere luce. Il nostro comportamento, il nostro carattere deve avere un cambiamento attraverso la parola di Dio. E andiamo ancora avanti a capire. Qui dice: in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre. È la terza volta che troviamo scritto tenebre in rapporto alla luce. Perché ci sono due cose che sono ben separate tra di loro e non possono essere mescolate assieme: le tenebre e la luce. Allora, se noi camminiamo secondo la luce, non possiamo avere le tenebre, non possiamo comportarci. Cosa sono le tenebre? Le tenebre, vabbè, il buio, le tenebre. Ma che cosa si fa nelle tenebre? Che cosa si fa nella notte? Quante cose ci sono brutte? Quanta malvagità c'è? Queste sono le tenebre. Noi non possiamo fare opere che non risplendano, perché qui dice: risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per cui noi dobbiamo togliere da noi tutto ciò che non va più bene. Vogliamo essere concreti? Ci sono delle cose che ancora sfacciamo, come ci comportiamo, il nostro parlare, il nostro agire. Io stavo pensando proprio in questi giorni, dicevo: che cos'è che le persone vedono di noi? La prima cosa che uno, se anche non siamo espliciti e non diciamo di essere credenti, che cosa vedono di noi? Il modo in cui ci comportiamo, il modo in cui parliamo, il modo in cui facciamo le cose. Queste sono le prime cose che vengono fuori, no? Che mostriamo, anche senza dire niente. Vedono se noi siamo delle persone che sono rumorose, vedono se siamo delle persone che sono gentili, vede se siamo persone che rispondono bene. Questa è la prima testimonianza che diamo di noi. Non vedranno mai la nostra fede, fratelli e sorelle. È impossibile che loro... Perché poi per gli altri, per un non credente, per il mondo, non potrà mai guardare la nostra fede, perché non conosce la fede, non sa quello di cui sta parlando, e c'è scritto anche nella scrittura che il Vangelo è pazzia per gli uomini. Non per noi, ma per gli uomini è pazzia, per cui gli altri non vedranno mai quello che noi abbiamo dentro, non vedranno mai la nostra speranza, non vedranno mai quello che abbiamo riposto nel Signore, la nostra fede.
non vedranno mai i progetti che abbiamo con Dio, non vedranno mai tutto questo, ma vedranno invece la prima cosa che ci viene davanti. Io vedo Patrizia, ad esempio, prendo Patrizia, vedrò lei come una persona che mi mostra chi è lei. La vedrò per come parla, la vedrò per come si rapporta con gli altri, la vedrò per gli interessi che ha. Quindi noi dobbiamo essere nel nostro comportamento, nel nostro modo di vedere le cose, nel nostro modo di fare. Stavo parlando questa mattina con la sorella Arte, che mi portava un brutto esempio di una persona che diceva di essere credente e non la è. Ancora peggio se noi diciamo di essere credenti e non mostriamo l'amore di Dio. Vero o no, Arte? Quando noi diciamo di essere credenti, la prima cosa che gli altri devono vedere è l'amore che abbiamo noi verso gli altri. Devono vedere che noi siamo diversi. Fratelli, mi viene in mente una cosa. C'era un ragazzo al lavoro mio che era appassionato di calcio, come tanti lo sono, e lui mi ha detto una cosa che una volta ho detto: mamma mia, vedi però che cos'è che dovrebbe fare il credente? Dovrebbe proprio essere così. Lui ha detto: bisogna mostrare l'appartenenza alla squadra, l'appartenenza al calcio. Quante persone mostrano di appartenere a una squadra a cui credono, che tifano, no? L'appartenenza alla tua squadra, l'appartenenza, si parla tanto di queste cose, sono tutte cose che non sono per i credenti, ma voglio dire, uno mostra l'appartenenza alla squadra, fa il tifo per quella squadra, si vede che quel tifoso è per quella squadra, perché lo fa vedere di sé, perché magari c'ha la maglietta con la scritta della squadra, perché magari si veste in un modo, perché magari canta delle cose di quella squadra, insomma si capisce magari. Lui diceva, bisogna mostrare l'appartenenza. Allora, se queste persone che non credono mostrano un'appartenenza al mondo, noi che siamo credenti dobbiamo mostrare la nostra appartenenza a Gesù Cristo. Gli altri devono sentire un profumo, il profumo di Gesù Cristo, perché qui nella parola abbiamo letto: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. La luce è normale che faccia luce. La luce è normale che faccia risplendere una cosa. Quando tu accendi la luce vedi che gli oggetti vengono illuminati. La stessa cosa è della parola di Dio dentro di noi. Noi dobbiamo essere quella luce, perché noi siamo quella luce. Non dobbiamo decidere di esserlo. Noi lo siamo perché il Signore stesso ha detto: voi siete la luce del mondo. Per cui non è che voi dovete credere di essere la luce del mondo. Grazie. Voi dovete pensare di essere la luce del mondo. No, voi siete. È un'affermazione, una certezza. Noi, ci vogliamo mettere del noi in questa parola. Noi siamo la luce del mondo, perché stiamo dicendo di appartenere al Signore. Allora, se diciamo di essere la luce del mondo, dobbiamo camminare come il Signore, che è stato luce nel mondo, ha camminato. Sì o no? Mi rifaccio alla parola che ha letto Vinicius. I comportamenti di prima non ci devono essere più. Non si può più prendere dal vecchio uomo le cose in prestito. Noi siamo diventati nuove creature, lo dice il Signore. Siamo diventati nuove creature? Allora cambiamo le nostre vecchie abitudini. Non prendiamo più le cose da prima, come un cassetto. C'hai tanta roba vecchia? E tu vai ad attingere a quel cassetto come se fosse una cosa da cui puoi riprendere. Quella roba non ti appartiene più. No, lasciamo stare i cassetti, le cose che abbiamo a casa che magari tendiamo a tenere. Io purtroppo accumulo tante cose, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. Il cassetto di pensieri, il cassetto di idee, il cassetto di comportamenti, il cassetto di modi, il cassetto pieno di cose vecchie dell'uomo vecchio. Noi siamo nuove creature, noi siamo nati di nuovo, per cui non possiamo più andare a prendere da quel cassetto, da quelle cose che non ci appartengono più. Non possiamo più utilizzare come se ci fossero utili modi, metodi, comportamenti. Magari dobbiamo fare una cosa importante, ci affidiamo a persone che ci dicono, che ci danno, che ci mostrano strade che non vengono da Dio. L'altro giorno, non farò nomi perché non bisogna, ma l'altro giorno mi sono trovato in una condizione in cui c'era da dichiarare il numero delle persone presenti nel condominio per il conteggio dell'acqua.
E questa persona che avevo accanto a me, gli ho sentito dire, sì, sono 3 persone e poi c'è un appartamento che è sfitto. Io ho pensato, perché io so come stanno le cose, ho detto, un appartamento sfitto, non affittato, ho detto, ma quale appartamento? Me lo sono chiesto dentro di me. Poi ho chiesto a questa persona, ho detto, ma scusa, come mai hai detto che è sfitto? Ha fatto, per pagare di meno. Lui non è credente. E queste cose non le possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Sarebbe un vantaggio per noi pagare di meno, sì o no? Ma non è giusto, perché noi dobbiamo essere giusti davanti a Dio. Allora non possiamo dichiarare il falso, non possiamo trarre dalla vita le cose comode a nostro vantaggio. Uno dice, ma così è a mio vantaggio, lo faccio perché almeno trovo la scappatoia comoda per arrivare dove mi serve. Fratelli, il credente non può comportarsi in questo modo. Come farà un credente a mostrare di essere credente, a mostrare di essere diverso dagli altri se si comporta come gli altri? Come fa un credente a dire che dice la verità se poi quando si trova con gli altri dice una bugia? Come fa un credente a mostrare di essere diverso se non si comporta diversamente? Gesù diceva la verità. Gesù era la verità. Il Signore ci chiama a dire la verità. Il Signore ci chiama a parlare con verità, agire con verità, vivere con verità, perché la verità, c'è scritto, vi farà liberi. E questo ha un duplice significato. La verità è Gesù Cristo che ci ha fatto liberi, ma la verità è anche quando noi diciamo la verità, siamo liberi dalla menzogna e siamo liberi dalla circostanza che ci dice, ma io mi devo ricordare che a quello ho detto una bugia, per cui io devo essere attento che non devo dire quella cosa perché gli ho detto che a casa non posso quel giorno, allora mi devo ricordare di dire anche agli altri che non posso quel giorno. Questa non è libertà. Tu ti stai facendo schiavo della tua stessa bugia, perché hai mentito agli altri, ti sei creato una struttura di idee per dire una bugia agli altri e per cui quella bugia ti sta schiavizzando. Invece la verità ti fa libero, perché se questo, io dico che questo, c'è scritto inni di lode, tutte le volte io potrò dire qui c'è scritto inni di lode, non c'è scritto un'altra cosa. La verità ti fa libero. Dire la verità al prossimo ti fa libero. Libera te e libera l'altro, perché non stai ingannando l'altro, perché stai dicendo una cosa che è vera e quella verità magari farà male. Bisogna stare attenti a dire le cose nel modo giusto quando ci sono delle situazioni delicate, questo certamente, però dobbiamo dire la verità. Io non dico di non avere tatto, di dire in faccia le cose, di dirle bruscamente, di dirle duramente, non è questo che sto dicendo, perché io purtroppo nella mia vita ho avuto questo difetto, che ero molto diretto e ho ferito delle persone perché dicevo, ma questa è la verità, le cose stanno così. E ho fatto male delle persone a me cari. Io mi sono comportato con durezza, con asprezza, perché ritenevo che la verità fosse la cosa più giusta, come è vero, ma non sapevo gestire questa verità. Quindi sono stato diretto, sono stato duro, ho fatto male, ho fatto danni e allora in questo modo non ho dato buona testimonianza. Dobbiamo essere capaci di gestire la verità, ma dobbiamo sempre dire la verità. Ovviamente si tratta di casi e casi, non è che se una persona che è vestita male dice ma guarda ti potevi vestire un po' meglio, non è perché dice la verità è che questa persona è vestita male. Io non è che vi sto dicendo questo, cerchiamo di capirci. Io sto parlando della verità, quella importante e necessaria. Ci siamo in un mondo in cui purtroppo c'è la menzogna. È pieno di menzogna. Le persone vanno avanti con la menzogna perché gli fa comodo, come questa persona diceva io dichiaro che c'è una casa sfitta così ci guadagno un po' di più. E io gli ho detto ma ti sembra giusto questo? E lui ha detto ma tutti ingannano. E quindi purtroppo in questo mondo funziona così, che siccome tutti ingannano, allora inganno anch'io, perché sennò gli altri mi fregano. Ma ingannando anch'io, inganno a mia volta, così gli altri, anche se mi fregano, io frego loro. Purtroppo è così il mondo. Ma non dobbiamo essere questo. Infatti c'è scritto all'inizio, voi siete il sale della terra. Allora, che cos'è il sale? Ho visto una cosa veramente interessante di cui non mi ricordavo assolutamente. Lo sapete che il sale, che cos'è il sale? Che cosa serve il sale? Per condire il cibo. Quanti di voi si sono dimenticati magari di mettere il sale nella pasta? Che cosa viene fuori? Una roba insipida che non si riesce a mangiare, no? Giobbe stesso dice, si può fare mangiare ciò che è insipido senza sale? Giobbe lo diceva. C'è qualche gusto in una chiara d'uovo?
Giobbe si faceva queste domande perché stava portando la sua tesi. Dice: si può forse mangiare ciò che è insipido senza sale? No. E nel Levitico una cosa interessantissima, dice: qualunque oblazione offrirete, ascoltatemi, la cosa importante è alla fine, qualunque oblazione offrirete al Signore sarà senza lievito, ok? Non farete bruciare nulla che contenga lievito o miele, come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Porterete offerte al Signore come oblazione di primizie, ma quelle offerte non saranno poste sull'altare come offerte di profumo soave. Ascoltatemi bene. Condirai con sale ogni oblazione e non lascerai la tua oblazione priva di sale. Segno del patto del tuo Dio, su tutte le offerte metterai del sale. È strano, no? Mica la stai facendo per te stesso, mica stai cucinando per mangiare. Era una cosa che stavi preparando per il Signore, la stavi andando ad offrire al Signore, ma ci dovevi mettere il sale, perché il sale è quell'alimento che porta sapore. Quando il Signore ci dice che noi dobbiamo essere il sale della terra, Lui ci sta dicendo che dobbiamo avere saggezza. Il sale è la sapienza, è quello che noi dimostriamo. Addirittura il Signore tante altre volte ci dice, nella sua parola ci dice: scusate un attimo, il vostro parlare sia condito con sale, giusto? Ve lo ricordate? Il vostro parlare sia condito con sale, cioè parlate con sapienza agli altri, non siate mancanti, siate saggi, agite con saggezza, parlate con serietà, parlate con verità, appunto. Il vostro parlare sia condito con sale. Il sale è quell'alimento che rende le pietanze saporite e noi dobbiamo essere saggi davanti agli altri, dobbiamo sapere parlare con cognizione di causa, dobbiamo conoscere. Parlavo ieri col fratello Marco, il missionario Marco di Pomarance, di Montecervoli, e stavamo facendo una riflessione su tutto quello che oggi è l'intelligenza artificiale. Quanti danni sta facendo l'intelligenza artificiale e quanti danni può fare. Ci sono anche delle migliorie, lo sappiamo, può ridare tante cose a chi non ce l'ha, a chi è mancante. Ma io pensavo, siccome oggi l'intelligenza artificiale ti può permettere di fare un tema senza conoscenza, uno studio senza conoscenza, ti può permettere di scrivere facendo solamente una domanda. Mi ha detto Marco che ha provato una volta per curiosità a chiedere di fare una scaletta sulla predicazione di Giovanni il Battista. Ha chiesto per capire, no? E questa intelligenza artificiale ha detto: allora parlerai di A, parlerai di B, ti soffermerai su questo, ti soffermerai su quell'altro. Cioè siamo arrivati a questo punto dove la conoscenza sembra di non avere più bisogno per la nostra vita, per mostrare, per andare a scuola. Ci sono un sacco di persone che si fanno fare il tema dall'intelligenza artificiale, ci sono persone che risolvono problemi attraverso l'intelligenza artificiale. Cioè tutto questo lo stiamo affidando a una macchina senza che noi si muova un dito. Non possiamo, fratelli e sorelle, crescere nella scrittura senza applicarci nella scrittura. Non possiamo, fratelli e sorelle, andare avanti nel Signore senza conoscere il Signore. C'è scritto che la conoscenza fa la differenza, la conoscenza ci farà liberi, la verità ci farà liberi. La conoscenza è necessaria della scrittura. Per questo noi dobbiamo conoscere, dobbiamo mettere le mani, dobbiamo fare fatica, dobbiamo impegnarci. Ma perché? Per avere la pienezza di ciò che il Signore ci ha dato. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. È una meraviglia questo, sì o no? Cioè ci rendiamo conto del privilegio che abbiamo avuto? Perché c'è scritto che Gesù è la luce, ma noi siamo la luce. Cioè Gesù ci ha dato l'opportunità di essere luce in questo mondo, in questa epoca, nel quale le cose vanno male, molto male, nel quale noi dobbiamo portare speranza, dobbiamo essere figli di luce, agire come figli di luce, avere interessi che possano mostrare agli altri che siamo diversi, fratelli e sorelle, che siamo diversi, che portiamo una nuova linfa vitale,
che portiamo una nuova luce. E riguardo al sale dice, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non per essere gettato via e calpestato dagli uomini. Quindi qui ci sta dicendo, se noi, che siamo credenti, anche noi ci comportiamo come tutti gli altri, anche noi facciamo le cose che fanno gli altri, diciamo bugie ad esempio, sparliamo del prossimo, ci comportiamo in maniera che non piace al Signore, se noi facciamo tutto quello che fanno le persone che non sono credenti, a cosa servirà essere credenti? Quale cambiamento potremmo apportare alla società? Dove potremmo essere utili agli altri? Non servirà più a niente, perché saremo come tutti gli altri, anzi daremo cattiva testimonianza agli altri, perché diremo io sono credente, io ho avuto delle brutte testimonianze, fratelli e sorelle, al lavoro. Ho avuto brutte testimonianze, sapete che quanto è brutto? Brutte testimonianze di persone che dicono di essere credenti e purtroppo non si comportano da credenti. È brutto, perché il tuo nome, il nome di Dio e la tua testimonianza viene sminuita. Perché uno dice, ah ma lui è credente, guarda come si comporta, ma figurati. E io pure dico, sono credente, allora uno può pensare, vabbè, se sei credente come quello, a che serve? Purtroppo noi siamo testimonianza vivente. Ci sono persone che se non mettono, che se non assorbono prima la parola del Signore, perché dobbiamo assorbirla, dobbiamo farla nostra, e poi non la mettono in pratica, purtroppo danno cattiva testimonianza di Dio. E non dobbiamo essere noi così. Dobbiamo crescere nella comprensione di quello che ci dice la Scrittura, affinché noi si possa essere quel sale, quella luce che il Signore ci ha detto che siamo. Ok? Perché il Signore ci ha già detto che siamo. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Risplenda la vostra luce, la nostra luce deve risplendere, così che gli altri, chi glorificheranno? Dio. A chi daranno la gloria? A Dio, perché diranno, ah guarda questo è credente, guarda come si comporta, guarda come è serio, non dice parolacce, non dice bugie, è diversa questa persona. E loro diranno, ma allora esiste un Dio, gloria a Dio, cioè arriveranno a conoscere il Signore attraverso il nostro comportamento. Vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. A questo siamo chiamati, a mostrare la luce di Dio agli altri, la luce di Gesù Cristo agli altri. Purtroppo non è facile, perché a volte magari basta poco, perché gli altri fraintendano, perché gli altri capiscano male, però noi possiamo camminare come il Signore ha camminato. Possiamo, sì fratelli, possiamo, perché il Signore ci ha creati e ci ha creati in modo che noi possiamo mettere in pratica la parola del Signore. Io lo dicevo a Legnago, ci sono cose che sono difficili. Il perdono, ad esempio. Il perdono, il Signore ci dice di perdonare. È facile? A volte non è facile. Il rancore, è facile togliere il rancore? Non è facile, però il Signore ci dice di non avere il rancore, la chiama radice velenosa praticamente. Ci sono delle cose che noi dobbiamo cambiare. Allora uno dice, ma è troppo difficile, non ce la faccio, il Signore lo sa che è difficile. No, non bisogna ragionare così. Bisogna ragionare, il Signore mi ha creato, per cui io posso fare questo. Cosa diceva Paolo? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Lo puoi da te stesso? No, in colui, nel Signore, in Gesù Cristo che ti dà la forza, puoi ogni cosa. Allora noi possiamo fare quello che la Scrittura ci chiede di fare. Dobbiamo solo ricordarci che c'è il Signore con noi, che la forza non è solo nostra. Noi abbiamo lo Spirito Santo, noi abbiamo il Signore che è alla nostra destra, lo Spirito Santo dentro di noi. Noi siamo persone che hanno ricevuto così tanto. Abbiamo la grazia del Signore, abbiamo la salvezza del Signore, abbiamo ricevuto così tanto. Noi possiamo fare questo, possiamo mettere in pratica la parola di Dio, perché il Signore ci ha creati affinché noi si sia capaci di fare la volontà di Dio. Però dobbiamo forzarci a volte, dobbiamo forzare la nostra carne è quello che viene di naturale.
senza la guida dello Spirito. Uno mi risponde male, io mi arrabbio. Dobbiamo forzare il nostro atteggiamento, il nostro carattere, dobbiamo lavorarlo con la parola di Dio. È per quello che la conoscenza è necessaria della parola del Signore. Dobbiamo andare avanti secondo la parola del Signore. Io voglio essere quella luce, fratelli e sorelle. Io voglio essere quel sale. E spero anche voi. Sì, ok. Signore, siamo qui a ringraziarti per questa parola che ci hai dato, per questa opportunità che abbiamo avuto di stare qui assieme. Ti preghiamo, Signore, di venire a benedire ognuno di noi, Padre. Tu vedi le difficoltà nostre, ognuno, Signore, ha i propri pesi, ha i propri dolori. Tutto il percorso, il trascorso, Signore, noi non possiamo minimizzare, Signore, non siamo qui per questo. Non possiamo minimizzare tutte le sofferenze che ci sono state nella nostra vita per dire, vabbè, devi cambiare. No, Signore, tu non vuoi questo. Noi non siamo per minimizzare i problemi, per dire, forza, schiocca le dita e cambia. No, Signore, noi siamo qui per dire grazie a te, che tu ci mostri qual è la strada da seguire e vogliamo seguire la strada sapendo che tu sei capace, Signore, di venirci incontro, di venirci in aiuto affinché noi si sia come tu ci hai chiesto di essere, quel sale, quella luce, Signore. Noi preghiamo affinché le persone che hanno avuto un trascorso difficile, un'infanzia difficile, un passato difficile, possano trovare l'amore in te, possano venire rincuorati da te, possano trovare la forza in te. Vieni, Signore, nelle situazioni umane. Quante situazioni ci sono? Se io mi rivolgessi a ognuno, Signore, troverei problemi, difficoltà, pesi, Signore, e tu vuoi andare incontro a questi affinché ognuno di noi possa essere come tu ci hai chiesto di essere. E tu ci hai dato la possibilità, Signore, tu ci hai riscattati, Signore, tu ci hai fatti essere una nuova creatura e in te, Signore, possiamo ogni cosa, perché sei tu, Signore, che lavori dentro di noi, sei tu, Signore, che ci cambi, sei tu, Signore, che fai la differenza nella nostra vita. Noi da soli non ce la facciamo, Signore. Vieni in soccorso, vieni in aiuto alle persone deboli, fragili, in difficoltà, Signore, che hanno avuto problemi di infanzia, problemi gravi, problemi di genitori, problemi di marito, problemi di moglie. Signore, vieni in aiuto ad ognuno, Padre, affinché tutte le persone possano trovare la forza in te, che li fortifichi, Signore, e seguire la strada che tu hai messo davanti loro, affinché noi, si sia luce in te, Signore. Io te lo chiedo nel nome di Gesù, Padre. Grazie di questa mattinata, grazie dei fratelli e delle sorelle che sono qui, grazie Padre per tutto l'amore che ci hai dato e ti preghiamo di continuare a stare con noi in questa giornata, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica. Io concludo con la benedizione che troviamo in Numeri. Sì, dopo lo dico. Non avremo l'agape questa mattina perché ci sono stati degli imprevisti, quindi non abbiamo... purtroppo certe cose si sono sciupate, non era previsto del frigo che era staccato, insomma ci sono stati dei problemi, quindi il cibo non è più buono e quindi non potremmo stare assieme. Vi voglio leggere dal libro di Numeri la benedizione che troviamo nel capitolo 6, che dice così: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen. Buona domenica. E sapete che ci sono gli incontri nella settimana e giovedì in particolare c'è lo studio. Abbiamo secondo quello che è il programma che già conoscete e domenica prossima saremo qui secondo la volontà di Dio, se Dio lo vorrà. Amen. Buona domenica. Amen.